Eccoci. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Questa volta ufficiale. Probabilmente l'unica ufficialità che ci sarà oggi. Oddio mio che callo. Innanzitutto sì, in HD, il microfono è quello giusto, perfetto. Ciao a tutti ragazzi, ciao Manuel, ciao Urbex, ciao ragazzi. Come state? Ciao Pie. Un bacione, l'ho visto prima il commento, però non so che cazzo c'aveva, non funzionava bene. Come state ragazzi? Tutto a posto? Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio. Oggi live che di argomenti in realtà non ce ne sono. È una live proibitiva, lo è perché non ci sono argomenti di cui parlare. Io oggi volevo fare un video, ma non sapevo su cosa farlo, perché si parla di Dossena, ma il video su Dossena l'ho già fatto. Nicola non si sa se arriva e io comunque il video già l'ho fatto. Ciao Luca, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi. E di che cazzo dobbiamo parlare? Dossena al Como, l'ho già fatto il video. Ciao Giorgio, un bacione, ciao Cristian, ciao a tutti ragazzi. Ho già fatto il video su tutto. Cioè io mi sono mosso in anticipo rispetto alla società. E quindi ho detto vabbè, fammo una live, tanto guardate cosa stavo fando, ragazzi. Stavo facendo un qualcosa di molto eterosessuale e soprattutto molto bello, perché non importa l'età che si abbia, io questa cosa la farò sempre, sono un cazzo di bambino. Lo appoggiamo un attimo qui. Tra l'altro non vi sto mentendo, ce n'ho ancora da appiccicare, c'ho tutte qua. Sono un bambino. Sono l'unico che lo fa? Così per curiosità. Allora, ecco, per esempio questa è una cosa che io non avevo letto, grazie Manuel. Una voce, cioè la voce su un possibile scambio tra Magumbu e Zortea può essere vera. Me lo auguro, ma a patto che Zortea arrivi a titolo definitivo dall'Atalanta e che prenda il posto di Zappa. Detto questo, io mi auguro che non sia Magumbu la pedina di scambio, perché lo ritengo fondamentale. Nessuno dei due, Pie. Nessuno dei due. Cioè, tra i due, a sto punto, avrei preferito Sousa. Perché comunque quando ha allenato in Italia, tralasciando la Salernitana, ha allenato per un obiettivo che non fosse la salvezza. Nicola invece solo per la salvezza. Io continuo a dire che preferirei Juric, ma tanto Juric no, quindi piamosi Nicola. Che vedevo di? Cioè non è proprio il nome per alzare il livello del Cagliari, secondo me, ma nella maniera più totale. Però questo c'è e questo ci teniamo. Io dall'Atalanta prenderei pure Cambiaghi in prestito con diritto, ma sinceramente a me sto Cambiaghi non è che mi abbia mai fatto impazzire, Proprio, cioè l'ho visto, è un buon giocatore per carità, ma non mi ha mai entusiasmato. È pur vero che fino adesso ha giocato con l'Empoli, quindi io ogni tanto a fasi alterne lo faccio.
comprerlo tu il Kai, ovviamente, ovviamente. Ma tocca vedere. No, vabbè. Sto commento è fantastico. Tranquillo, Urbex, era sarcasmo il suo. Stava scherzando. Buon pomeriggio, Manuel. Ciao a tutti, ragazzi. Io spero che sì, venga smantellata gran parte della squadra, ma vengano fatti anche acquisti con cognizione di causa. Me lo auguro. A me ciò che non piace è che spesso chi compriamo è gente che sondiamo 6 anni prima e quindi non c'è nessuna sorpresa. Vabbè. Io ancora mi ricordo Kofi anni fa che è svanito all'ultimo secondo del calciomercato invernale. Mi ricordo Avenatti. Cioè io non mi stupirei se arrivasse una Avenatti così, de punto in bianco. No, effettivamente i nomi che gravitano attorno al Cagliari sono sempre quelli, non cambiano mai. Se è poi quello che stava pure al Genoa, sì, Pietro, quello del Chievo. Barak, sono sempre gli stessi. Mina cercato per tutte le estati, non siamo riusciti a prenderlo, l'abbiamo preso l'inverno. I nomi effettivamente sono sempre quelli. Intanto, se ogni tanto tra un tiro e l'altro sentirete il singhiozzo, non è colpa mia. Manuel, beato te che riesci a rimanere fiducioso, perché io la fiducia l'ho bella che persa. Mati Fernandez, questo nome mi manca. Mi manca. Oddio, Radovanovic. Radovanovic, che nome che hai tirato fuori. Cioè io penso che l'unico movimento in campo che ci si potesse aspettare da Radovanovic era quello dell'elettrocardiogramma, che dimostrava che effettivamente era vivo, perché per il resto penso che era un vegetale all'incirca. Nicola vergognoso. Allora, mo vergognoso mi sembra eccessivo. È chiaro che tra tutti i nomi che si auspicavano è quello che ha un po' gli standard un po' più bassi, ecco. Ciao Gianca, un bacione enorme. Io cederei anche Obert quest'anno. Sinceramente anch'io, non l'ho ceduto nel mercato nel mercato che farei, perché comunque è una valida alternativa perché ti può fare sia il terzino sinistro che il difensore centrale, però non cioè se arriva un'offerta io me ne privo tranquillamente. Ma tranquillamente proprio. Si è mosso qualcosa dal calciomercato del Cagliari? Secondo te chi prenderesti per rinforzare la squadra o in quale reparto c'è da rinforzare la squadra? Difesa e attacco, perché il centrocampo mi sembra abbastanza completo, c'è giusto da tassellare pochissimo, ma sono veramente pochi movimenti. Però difesa e attacco. Tra l'altro non l'ho citato e comunque io ne è stato il primo, vi giuro, è stato il primo nome che mi sono scritto per il mercato che farei e poi non l'ho comprato perché come ho detto nel video l'ho cambiato di volta in volta il mercato che farei per la fascia sinistra o anche per la destra perché ha giocato anche a destra. Zalewski della Roma che è in uscita perché non lo vogliono non sarebbe per niente male. Tra l'altro ho visto la prestazione che ha fatto con la Polonia nella prima partita dell'Europeo, non male, molto propositivo, spiccate doti offensive e difensivamente parlando lascia un po' a desiderare. E col fatto che molto probabilmente sarà Nicola l'allenatore, giocheremo con il centrocampo a 5 e quindi l'esterno di sinistra lo va a fare ambedue le fasi, potrebbe essere controproducente. Però secondo me è un bel giovane da valorizzare. Che ne pensi di Pio Esposito, che se non mi sbaglio è colui che quest'anno era allo Spezia, giusto? Non quello che era alla Sampdoria. Se è quello che era allo Spezia, da quello che ho visto ha segnato col contagocce, non mi entusiasma.
È pur vero che lo Spezia quest'anno in Serie B ha vissuto una stagione molto deludente, però non mi sembra il profilo più adatto, ecco. Come prima punta dalla Serie B magari andrei a prendere un Brunori più che un Pio Esposito, ecco. Lo temo anch'io, Fausto, ma non è che è una nostra paura, è che ci parla di questa cosa gli ultimi 10 anni di gestione di questa squadra, che tra l'altro poi non mi aspettavo diversamente, però è stato fatto anche un articolo sul sito del Cagliari, si festeggiano i 10 anni della presidenza Giulini, poi spiegheranno cosa cazzo c'è da festeggiare, ce lo spiegheranno un po' tutti. Di Zanolli che ne pensi? Molto sopravvalutato. Molto sopravvalutato. Assolutamente, Gianca, alla fine sono come pezzi di puzzle interscambiabili. La maggior parte delle volte chi segue uno segue sicuramente l'altro, fortunatamente. Quello della Samp è Sebastiano, ok, quello è Francesco Pio Esposito, mi pare si chiama, e che allora è quello dello Spezia. Noi vogliamo il fratello storto, come è ovvio che sia. Noi puntiamo alla redenzione dei casi umani, ovviamente. Se Yankto verrà ceduto speriamo prendano qualche giovane, me lo auguro anch'io, però non dobbiamo fossilizzarci troppo su sta cosa dei giovani non giovani. Io voglio giocatori funzionali che possono avere 32 anni come 21, poco importa, devono essere funzionali a quello che è il gioco di Nicola. Ecco, che dire, è un nome che io leggo da molti, ma sinceramente a me, che dire, non mi entusiasma, ma per niente. Niente, ma proprio zero. No, non l'ho letta e non penso che la leggerò, anche perché non credo abbia detto qualcosa di interessante. Cioè, conoscendo il personaggio, dubito fortemente possa aver mai detto qualcosa di interessante. Non daresti un'altra e ultima possibilità a Gaston Pereiro? Se si dimezza l'ingaggio, sì. Se si dimezza l'ingaggio, assolutamente sì, perché comunque sono convinto che il giocatore ha le potenzialità. Però 1.200.000, 1.300.000 quanto guadagna è eccessivo, decisamente eccessivo. Quindi se si vuole dimezzare l'ingaggio, per me può rimanere tranquillamente, perché comunque ha un buon piede. Secondo me non è riuscito a integrarsi bene, però con la Ternana ha fatto bene comunque, anche se una cosa dovevano fare e non sono riusciti a farla, però vabbè. 10 anni di grande amore, per carità. Anche Nzola per me è sopravvalutato. Secondo me no. Secondo me no. Secondo me per niente sopravvalutato. È un'ottima prima punta. Niang penso rimarrà all'Empoli. Non penso che si priveranno di Niang, sarebbero stupidi a farlo. Ma sta cosa del Paperone io l'ho letta parecchie volte. Sta cosa de Paperone ultimamente la sto a leggere dappertutto. Qualcuno può contestualizzarmela perché non sto capendo. Perché non è la prima, cioè, non è che Paperone è un nome che esce fuori così. Non sto capendo. Credo sia una citazione a qualche intervista, qualcosa, forse a quella dei Giulini. Lasciatelo in pace che è ancora ma chi Giulini? Ah, povero cucciolo, povera Stella, povera Stellina, guarda. Niang non rimane all'Empoli, per il rinnovo doveva fare un tot di presenze che non ha fatto. E allora why not? Perché no?
Ottimo profilo Niang. Ottimo profilo. Poi nell'epoca dei 5 cambi Niang è un giocatore perfetto. Mi mandi le sue... Ah, è l'intervista di Giulini questa. Ha citato Paperone, vabbè. Proprio... Siamo a livelli filosofici qui, eh. Peccato che non ha sfoderato quella sul Barbapapà che mi ha raccontato a me in privato, perché quella meritava, eh. Mo non so se l'ha citata, perché oltre a Paperone c'aveva pure Barbapapà come citazione. Peccato, peccato. Un'elevata caratura filosofica da parte del nostro presidente. Non abbiamo Paperone, ma abbiamo Paperoga. Oh, Patrizio, un bacione, Patrizio. Ero a Parigi da 10 giorni, appena rinnovato nella sfera Cagliari, vedo che Julius, dopo aver rinnovato Pavo e Mutandua, ci lascerebbe in mutande vendendo Dossena, Mina, Macumbu e la Padula. Ma vendendo la Padula, secondo me non è che fai tanto danno. Più che altro lo fai rinnovando Pavoletti per 2 anni, che la reputo una cosa veramente insensata, però vabbè. Dossena sembra praticamente cosa fatta, bisognerà vedere se le due società si metteranno d'accordo. Però se mi vendi Dossena rimane Mina, perché se no noi restiamo con Azidiakos e Vietesca. Dossena ha detto di sì al Como, staremo a vedere. Avevo letto 7-8 milioni mi pare, cioè cose imbarazzanti. Intanto Giancarlo mi ha mandato l'intervista che leggerò con voi, perché io non l'ho mai letta. Nella lunga intervista concessa a Luca Telese per l'Unione Sarda, il presidente del Cagliari Tommaso Giolini è tornato sulla contestazione post salvezza. Se mi hanno fatto male i fischi dopo la salvezza? La verità? Molto. Povero cucciolo. Poverino. Però ora ho la freddezza necessaria per prendermeli tutti. Cioè in un mese ha switchato. In un mese... Prima gli faceva male. Però mo... Oh, c'hai i polaretti nel sangue. Gli scivola tutto. In un mese, manco in un mese. Ha switchato così, vabbè. No, vabbè, spettacolare. Già comincia bene. È il mio mestiere portare la croce. Ok, io dopo la salvezza non ho dormito 3 giorni per la gioia. Valium, Tomma, un po' di Valium, un po' di Xanax. Vedrai un sasso. Cosa vogliono i più esigenti da lei dopo 8 salvezze? Molti tifosi sognano un presidente Paperone. No. Poi dici perché non vai a leggere le interviste che fa Giulini? Perché non le vai a leggere? Perché? Cioè, sognano il presidente Paperone, non dorme perché è felice e il suo mestiere è portare la croce. Manco fossimo 2000 anni fa. E va bene. Il bello è che quando penso da tifoso lo voglio pure io, un Paperone Giulini. Ah, pensa da tifoso lui. Incredibile. Abbiamo un plot, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Cioè, se pensa da tifoso si sta automaticamente sulle palle sostanzialmente, perché ha una duplice personalità, è evidente, si evince, è palese ed è acclarato a questo punto. Adesso so che non basta un Paperone Giulini. Va bene. In questi anni avete investito milioni e milioni. Il calcio italiano sta diventando un oggetto di speculazione, fondi americani, presidenze straniere.
È bello, la sfida è più difficile, ma ecco un'altra lezione. Nel calcio esiste la sfortuna e può essere potentissima. La sfortuna. La sfortuna. Allora, io aggiungo solo una piccola cosina, perché dopo che lui mi cita la sfortuna, io non posso non rispondere. Fio mio, bello Tommasino, io penso che tu sia la persona che abbia avuto più culo in tutta la Serie A, perché 2 volte sei retrocesso, tu 2 volte sei salito subito, una rischiavi pure di non vincere il campionato, quando avresti potuto stravincerlo, un altro sei salito non per merito tuo, non per merito del tuo mercato, ma per merito di un mister che dovevi prendere dall'inizio e ti sei svegliato solo a gennaio quando c'era il baratro della Serie C. No, no, non puoi venirmi a parlare di sfortuna, perché tu tutte le salvezze le hai ottenute a culo perché sono l'arti che si suicidano. L'unica volta in cui può essere subentrata la sfortuna, ma comunque di sfortuna non si può parlare, è quando tu ti sei andato a giocare la partita cruciale per salvarti contro una squadra già retrocessa e non sei stato in grado di fare un gol. Anzi, la tua squadra non è stata in grado di fare un gol. Con il culo parato di aver trovato un allenatore che amava la piazza, perché a Cagliari non ci voleva venire nessuno, non venissero Capozzucca e Passetti a dirmi noi in Agostini ci abbiamo creduto dal primo minuto, meno Fregnacce per favore perché era l'unico che c'era, l'abbiamo tolto la primavera per farlo salire in prima squadra, l'abbiamo usato come vittima sacrificale e tu adesso mi vieni a parlare di sfortuna. Ma sfortuna di cosa? Sfortuna del Covid? Vogliamo nominare ancora il Covid che stiamo subendo, gli effetti del Covid? A me veramente mi cascano i coglioni. Mi cascano i coglioni. Cioè, ma... Basta, basta. Basta perché sta diventando una presa per il culo questo. Sta diventando una presa per il culo enorme. Enorme. Cioè, manco Gesù Cristo è sceso in terra. Ma dai, ma dai. Ma a me lo sai Gianca che mi fa è la convinzione. È la convinzione di come vengono dette queste cose. La convinzione. Io non ci posso credere. Esatto, esatto. La colpa è di Caressa, e lo sappiamo, è palese. Ma dai, ma veramente se vogliamo mettere a parlare? Ma con che coraggio, con che coraggio. Ah, su questo lo critico, però bisogna ammettere che sotto questo punto di vista ha sempre avuto molto coraggio. E mi fermo a definire tutto questo coraggio per evitare querele. Però effettivamente non gli si può dire il contrario. Cioè, secondo me, a uscirtene con frasi simili ci vuole molto coraggio. Ma va bene. Io mi limito a definirlo coraggio perché se no non è proprio l'epiteto più corretto che userei, ma definiamolo così, perché sotto un certo punto di vista ci vuole coraggio a definire tutto questo
sfortuna. O meglio, la puoi definire sfortuna se tu sei il presidente di una squadra il cui tifo è fatto al 100% da persone depensanti. Ma visto e considerato che i depensanti nel Cagliari ci sono, ma sono la minima parte, fortunatamente la maggior parte ha un cervello per ragionare, meno male. Tra l'altro, apro e chiudo una piccola parentesi, doverosa, doverosa. Allora, voi sapete, io abito a Roma, sono romano, tifo il Cagliari e tutto quanto. E non ho mai negato che io mi sono sempre vissuto male questo fatto di stare lontano dal Cagliari, non avere la possibilità di andarmi a vedere le partite allo stadio, di non vivere vicino alla mia squadra. Ecco, l'ho sempre vissuta male. Ma devo essere sincero, ultimamente mi sto ricredendo perché molte persone, tra cui tra l'altro anche Giorgio oggi, mi ha mandato uno screen, non citerò assolutamente nulla, in cui si vedono persone che difendono a spada tratta, senza criterio, senza alcuna giustificazione, la presidenza, e tutto questo fatto in modo, cioè fatto per, penso, ricevere banalmente dei biglietti allo stadio. Svendere i propri principi e la propria identità alla mercé di chi ti sta sfruttando e di chi sta palesemente facendo i suoi interessi soltanto per un suo una sua goduria personale, non lo so, è avvilente. Quindi io sono contento di non subire questa sorta di ricatto, perché non è un ricatto, assolutamente. Però vedere che c'è gente che si vende semplicemente per, credo, poter entrare allo stadio o gratuitamente o ad un prezzo ridotto, eccetera, eccetera, mi fa accapponare la pelle. Mi fa veramente accapponare la pelle. Quindi sono contento di questo. Cioè, sono arrivato al punto di essere contento di essere lontano dall'ambiente Cagliari. Tra l'altro ringrazio anche Pietro che mi ha scritto in privato dicendomi che fortunatamente io e Mattia siamo lontani da Cagliari e quindi possiamo essere dei fari per quelle persone che non riescono ad analizzare bene la situazione. Quindi ce ne stanno di cose, Ma fosse solo questo, Marco, fosse solo questo. Fosse solo questo. Lo sai che c'è, Luca? È che io non voglio etichettare o dire che chi fa questo o chi fa quello o chi non fa questo o chi non fa quello sia o meno tifoso del Cagliari. Io penso che tutti siamo tifosi del Cagliari e fortunatamente ognuno ha le proprie idee, le proprie opinioni e può essere in accordo o in disaccordo eh, con altre idee. Il problema è quando tu fai finta di non vedere nulla solo per avere un tuo interesse. Rimani sì tifoso del Cagliari, perché non penso che un amore per una squadra possa essere finto o possa, si possa fingere l'amore per una squadra. Ma se metti i tuoi interessi prima dei suoi, non lo so, è una cosa che sarà che io non farei mai, però mi sembra assurda.
Mi sembra assurdo. Esatto, esatto, esattamente. In conferenza si fa vedere solo quando soffia buon vento, altrimenti ci sono i portavoci di turno, Televari, Capozucca, Carli, Carta, Passetti e via dicendo. Esattamente, esattamente. L'ho citato anche in un video di qualche giorno fa. È imbarazzante. È imbarazzante. E penso sia ancora più imbarazzante che certa gente accetti questo tipo di comportamento. Secondo me è scandaloso. È veramente scandaloso. Ma ben vengano le contestazioni. Ben vengano. Tanto ormai ci ho rinunciato io, regà. Volente o nolente si finirà sempre a parlare di questo. Purtroppo siamo un ambiente che è troppo condizionato. Non abbiamo margine di manovra. Chi prova a criticare o chi prova comunque a cercare di smuovere un po' le acque in maniere più o meno lecite viene comunque tappato. Chi appicca i manifesti, tanto poi c'è qualcuno che glieli toglie. Le contestazioni, pora stella, gli fanno male, uno striscione gli ha fatto male. A noi 10 anni di merda, che dovremmo dire? Cosa dovremmo dire? Ormai non mi scandalizzo più di niente. Assolutamente, assolutamente. E cosa ancora più brutta, lo dico proprio in romano stretto stretto, è un po' volgare, ma è la verità. La cosa più brutta ancora è farsi pisciare in testa e farsi dire che piove. Quella è ancora più brutta come cosa, perché ti stai svilendo e svendendo nella maniera più totale. Secondo me un tifoso di una squadra dovrebbe anche rappresentare un po' i principi, gli ideali che quella squadra ha. Facendo così rinunci a tutto. Assolutamente no, assolutamente no. Penso che ce la siamo tenuti già per troppo tempo. Chi lo vuole se lo compri tranquillamente. Io anche perché penso che lui voglia fare il titolare. Io sinceramente, se mi rimangono Makumbu, Sulemana, Prati e tutto quanto, non glielo posso garantire un posto da titolare. Tra l'altro Marin 8-10 milioni dall'Ajax. Vedete, il problema non è manco a dire ma Giulini non spende, Giulini Danalla, tutto quello che vi pare. Non è così, perché la realtà ci fa vedere che comunque lui i soldi li ha spesi. Li ha spesi. Ma di un male che è imbarazzante. Tra l'altro non è male, non è male. Se non mi sbaglio il fratello di quello del Cesena è stato preso dall'Empoli, se non erro. Lo so Gianca che con te trovavo terreno fertile per questo tipo di argomentazioni. Lo immaginavo.
L'ho visto, ma non mi faccio abbaiare da un gol, perché pure Loria ha fatto un gol di rovesciata, ma non significava che fosse un centrale della Madonna. Anzi, a me è sempre fatto cagare. Tra l'altro, vi ricordo che non credo fosse titolare, però Kater Giannakis fu preso da Cellino proprio perché la Grecia vinse l'Europeo. Devo aggiungere altro? Beh, se non mi sbaglio, è stato comunque presidente Gigi Riva. A cavallo tra gli anni 80 e 90 probabilmente, però lo è stato. E tra l'altro, se non mi ricordo male, il Cagliari è stato anche sotto la presidenza di come si chiama? L'ex presidente del Parma. Oddio, non mi viene il nome. Come si chiamava l'ex presidente del Parma? Aiutatemi. Come cazzo si chiamava l'ex presidente del Parma? Ghirardi. Se non mi sbaglio, no, sei Manenti. Il Cagliari è stato anche sotto guidato da Ghirardi. Io in queste cose non mi ci avvicendo. Tra l'altro, credo che l'organigramma societario della Florsid sia cambiato e il Cagliari è in realtà il proprietario del Cagliari è la Florsid, Giulini è solo il presidente. Quindi se Giulini non è più comunque il presidente della Florsid, sulla carta non ha nemmeno più di tanto voce in capitolo nel Cagliari, tecnicamente. Però è chiaro che essendo la Florsid comunque fondata dal padre, comunque della famiglia Giulini e tutto quanto, lui ci sarà sempre in mezzo. Qui andiamo indietro di parecchio, eh. Ghirardi, infatti, allora mi ricordavo bene. Un piccolo accenno di storia rossoblù me la sono fatta. Anche se potrei essere un finto tifoso del Cagliari per molti, perché per esempio io non sono mai riuscito ad impararmi la formazione dello scudetto a memoria. Mai, mai. Mamma mia che caldo, raga, comunque. Bello sto commento, Patri. Cellino fece un cambio gestionale per pochi mesi e Cellino acquistò la società, se non mi sbaglio, credo, o un anno prima o un anno dopo la Coppa UEFA, se non vado errando. Ah, è inglobata alla Florsi, ok. Perché io mi ricordo che comunque il Cagliari Calcio dipende cioè la Florsid sicuramente è la proprietaria del Cagliari, su quello non si discute. No, ma qui fa ancora più caldo, è tutto nuvoloso, c'è un'umidità bestiale. Meno male che c'ho questo. Anzi, mo metto pure al massimo. Scusate se farà casino, ma vi giuro sto morendo. Tra l'altro, adesso che partita c'è alle 6?
perché comunque che ore sono? Sono le 17:43. Prima che cominci la partita dell'Europeo, io vi saluto, così vi concedo di andarvi a vedere la partita dell'Europeo. Euro 24. No, partite europeo. Calendario di oggi. Sì, io voglio vedere che partite ci sono. Danimarca e Inghilterra, cioè, perfetto. Allora dopo vi lascio andare a vedere Danimarca e Inghilterra. Questa cosa di Chirardi presidente del Cagliari mi è nuova. Sapevo fosse presidente del Brescia anni prima di Cellino, più che altro. Io sapevo che era presidente anche del Cagliari e l'ha avuto, se non mi sbaglio, nemmeno troppo tempo fa, mi pare inizio anni 2000 o fine anni 90. Vado a controllare un attimo su Wikipedia. Cagliari Calcio, presidenti. Nel 2005 è stata una parentesi brevissima, proprio brevissimissimissima. Però, cioè, oddio. Infatti sta a dire, quello del Parma è Tommaso. Non so se ci sia una parentela, però il cognome è lo stesso. Ho pensato che fosse imparentato. Credo, Poi può essere che sto di una fregnaccia. Però andando a logica penso sia lo stesso ceppo familiare. Oddio. E niente, raga, cioè, io la live la farei finire pure qua, perché veramente non c'è più un cazzo di cui parlare. Come no, Marco, certo che me lo ricordo. Giocatore secondo me eccezionale, che poteva fare molto molto bene. Grazie Gianca, grazie mille. Non so se farete una live stasera, penso di no perché c'è l'Italia. Eh, Magari giovedì prossimo. Comunque io fino al 1° luglio sto in ferie, quindi potrei riuscire a partecipare se la organizzate. Vedremo, vedremo. Quando riesco più che volentieri, lo sai. Un bacione, Gianca. Lo so che è finito male, cioè, è tornato in Corea del Nord. Ma non è che mi aspettavo niente di diverso, mi sembrava strano che un giocatore della Corea del Sud fosse riuscito a giocare per tutto questo tempo fuori dai confini nordcoreani. Purtroppo lì la situazione è quella che è. Magari c'è una parentela nascosta tra Macron e Giulini. Comunque, regà, una sera di queste si potrebbe fare qualche live cazzarona in cui giochiamo, che dite? Vi piace come idea? Vi ispira? Dovrei settare tutto OBS, però ci perdo 10 minuti, lo faccio senza nessun problema. Perché tanto qua c'ho Football Manager, c'ho i football,
Cioè vabbè, Rocket League che è pertinente al mondo calcistico. La dovevo cominciare in realtà, la dovevo cominciare. Però non lo so, ho dei dubbi, mi dovrei buttà. Quando è così uno si dovrebbe buttà. Più che altro a me piacerebbe farla in live. Mi piacerebbe molto farla in live. A cugini transalpini, Giolini. Mi fumo quest'ultima sigaretta, poi arriviamo a più o meno le 6 e poi chiudiamo, dai. Che più o meno la nostra oretta ce la siamo fatta, la nostra chiacchierata pure, le nostre frastimmate pure. Io ritorno a guardare le partite e a appiccicare le figurine. Sto a vedere adesso perché io quando apro le figurine non guardo mai chi trovo, li guardo solo alla fine. Oh, ho trovato Lukaku. Zrelak. Pronostico europeo. Una cosa un po' più facile. Oh, ho trovato pure Marin. Mm, bella domanda. Bella domanda. Io continuo a credere che ci siano 3 squadre sopra tutti. Germania, Inghilterra e Francia. Però sinceramente non probabilmente la vincitrice sarà una di queste 3, secondo me. Io spero di riuscire ad andare avanti il più possibile, perché comunque la prestazione fatta con l'Albania a me è piaciuta. Il primo tempo eccezionale, un Cagliari che faceva un Cagliari, un'Italia che fraseggiava, veramente tanta roba. Poi è chiaro che siamo andati incalando, ma perché quel tipo di gioco è molto dispendioso a livello di energie. Poi è stata anche buona la reazione che ha avuto la squadra dopo il gol regalato da Di Marco. Ma la Francia comunque c'ha Griezmann, c'ha Mbappé, c'ha Teo Hernandez, c'ha Rabiot, c'ha Koundé, eh, quanti altri te ne devo dire? C'ha Camavinga, c'ha Tchouaméni, c'ha Pavard. Non è che stiamo a parlare a Kanté, c'ha Kanté, cioè è una squadra della Madonna la Francia, purtroppo, devo dire purtroppo. Ciao un drone nello zaino, benvenuto. Ti avviso che però, ahimè, siamo in chiusura, tra una decina di minuti chiudiamo, che così vi lascio andare a vedere la partita Danimarca-Inghilterra. Non so però anche il Portogallo può farcela. Non lo so, il Portogallo a me non convince. Il Portogallo a me non convince per niente. Oristagno, grande cazzata. Ciao Neil, un bacione, ti riascolto più tardi. Vai tranquillo, tanto non, purtroppo o per fortuna, non lo so, ma penso più purtroppo, non è stata una live pregna di argomenti perché purtroppo non c'è nulla di cui parlare, c'è un immobilismo totale dietro al Cagliari, ma proprio totale. Che ne pensi di Pogliampalo, che se non fosse salito con il Venezia sarebbe stata a lui la prima punta che sarei andato a prendere nel mercato che farei? Perché abbiamo bisogno di un giocatore come Pogliampalo, un finalizzatore. Sì, ma ci sono polemiche sottofondo la Francia, i giocatori non sono solidali in questo momento, ma sono comunque una grande squadra, purtroppo, ripeto.
Bella domanda. È stato, cioè, si sapeva che sarebbe arrivato Nicola quando io ancora c'avevo i capelli, praticamente. Non lo so. Penso che bisognerà pagare prima, vabbè, ovvio, devono ancora pagare evidentemente l'indennizzo all'Empoli per liberare Nicola. Sicuramente, sicuramente. Il problema è che poi renderanno, sulla carta possiamo dare dei giudizi, poi bisognerà vederli sul campo. A me è quello che mi preoccupa. Eh, A me mi preoccupa pure sapere che Nicola magari gli darà delle caratteristiche ideali per dei giocatori che vorrebbe lui e Nicola e Bonato gli va a prendere tutt'altro. Io vorrei un capocannoniere di un campionato europeo minore, una scommessa. Ma non so quanto ci abbiamo bisogno delle scommesse adesso come adesso. E poi campionato minore di che tipo? Tipo Zweite Bundesliga, Liga 2, Ligue 2 francese, Liga 2 spagnola. Perché lì ci potrei pure sta. Però se mi vai a prendere il capocannoniere del campionato maltese, Nenè Anderson Miguel da Silva. Ma sbaglio è il nome del Nenè? Del Nenè quello che c'è stato anni fa. No, quello vecchio vecchio, eh. Eh sì, è lui. Ancora gioca. Tra l'altro sta all'AVS che è stato promosso quest'anno. Gioca nell'AVS. L'anno scorso il capocannoniere del campionato olandese era stato nominato come possibile acquisto del Cagliari. Dessers. Era Dessers, quello che poi è andato alla Cremonese. E che mo se non mi sbaglio sta ai Rangers. Cyril Dessers. Lui non mi sarebbe piaciuto. Cioè non mi sarebbe dispiaciuto Dessers. Molti si lamentavano di João Pedro, ma negli ultimi 10 anni in Serie A era l'unico che ti arrivava in doppia cifra. Quello è vero. E lo dico da uno che si lamentava di João Pedro. Quindi faccio proprio pubblica ammenda. Se non mi sbaglio, sì, era Dessers che poi è andato alla Cremonese. Ma ce ne stanno tanti di nomi. A me Dessers, per esempio, non mi è dispiaciuto alla Cremonese. Però calcolate che il Cagliari doveva prendere Ferguson, che mo sta a fare le gioie del Bologna. Doveva prendere Ebischer, che è andato sempre al Bologna. Noi se gli acquisti giusti non li facciamo. Success non sarebbe male, non sarebbe male. Lo prenderei ma come seconda scelta. Intanto buonasera Momi. Ti avviso che però siamo in chiusura, Momi, purtroppo. A me Nzola piace, non costa tantissimo in realtà, perché costa 7 milioni, lo prendi in prestito con diritto. Vabbè, Momi, cioè, se stiamo a dare retta alle conferenze che fanno i direttori sportivi del Cagliari, smetti di campare. Dicono una cosa e poi fanno l'opposto. È la normalità quella. Sarebbe strano se effettivamente fanno quello che dicono. Poi, cioè, Bonato, ragazzi, questo è Giulini e questo è Bonato,
Cioè, Bonato è una marionetta. Di che volevamo parlare? Non gli date retta. Non gli date proprio retta. Niang non mi dispiacerebbe. No, dice, stavamo a parlare di Nzola perché l'ho messo io nel mercato che farei. Ma pure Niang non sarebbe male. Non lo so, forse se ti ha dato questa impressione con la Fiorentina è perché probabilmente comunque non ha giocato più di tanto perché è stato oscurato da Beltran. Che pure Beltran è un altro che non ha fatto un cazzo alla Fiorentina. Yankto può ancora dare qualcosa oppure è bollito definitivamente, ma non penso che Yankto sia bollito, però è innegabile come abbia reso molto meno di quello che poteva rendere. Comunque il ragazzo è del mio stesso anno, è del 96, ha 28 anni. E... Però non è più quello Yankto che si è visto con l'Udinese e con la Samp. È evidente. Comunque ragazzi, la partita sta per cominciare. Io vi ringrazio per aver partecipato. Vi mando un bacione. E detto questo, noi ci becchiamo tra 2 giorni con un video, sperando di poter annunciare qualcosa, una qualsiasi cosa. Niente. Belli regà, ciao a tutti.